Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi mostriamo la collezione, l'aggiornamento collezione, videogiochi, console, gadget, periferiche, QNDL. Partiamo da qua, ma non solo perché ho la versione di Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 1, ma perché quando ho fatto il video per la collezione del musicale mi sono dimenticato che qua le colonne sonore di Harry Potter, tutte, di tutti gli 8 film. Eccoci qua. Quindi un piccolo crossover tra i videogiochi e appunto la musica. Quindi qua cominciamo con Harry Potter e la pietra filosofale, PlayStation 1, gioco non rarissimo, però neanche proprio una minchiata, insomma. Qua abbiamo già un po' di console. Allora ragazzi, su per giù abbiamo 50 console, 3 portatili e non, 4 PC, quello retro gaming, l'Alienware portatile, il diciamo il glorioso più quello principale. E qua abbiamo un po' di console. Qua abbiamo una PSP, una delle tre, un DS, questo è un joystick per la Wii U. Poi abbiamo un Game Boy là, messo là, e la Steam Deck, eccola qua. La mitologica Steam Deck. Quindi questa è una piccola mini parte della collezione comendiana. Adesso mostriamo un'altra cosa che mi sono dimenticato, appunto, quando ho registrato il video del musicale. Ecco, sono due cose, un piccolo crossover o spin-off, quello che volete voi. Qua c'è la colonna sonora di Wolverine e Deadpool. E qua abbiamo le colonne sonore di Star Wars, prequel e classica, sequel assolutamente no. Poi qua abbiamo tutti i Rocky fino al 5, eccolo qua. Creed 1, Creed 2, Indiana Jones e Ritorno al futuro. Ecco, scusate il piccolo crossover, torniamo alla collezione videogiochi. Qua abbiamo un po' di scatole, abbiamo la Collector, facciamo vedere tutto, Collector Flight Simulator, Dreamcast, PlayStation 1, proprio la prima versione diciamo, forse non proprio la primissima, ma comunque una delle prime. Poi qua abbiamo la PlayStation, vabbè, qua il joystick ovviamente dell'anniversario, la Portal sempre dell'anniversario, e qua abbiamo la PlayStation 3, diciamo la retrocompatibile, la prima versione, la più bella, una delle più belle in assoluto, come estetica secondo me, e anche proprio come concetto, visto che puoi giocare ai giochi della PlayStation 1 e PlayStation 2, è una figata atomica. Poi qua abbiamo la Wii U, certe sono scatolate, questa scatolata, poi quelle scatolate che chiaramente le mostriamo nella postazione da retro gaming. Qua abbiamo il controller, sempre che è questo qua, la scatola. Poi qua abbiamo una scatola della 360 e la scatola dell'Xbox One Serie X. Eccoci qua. Tutte queste cose qua però le mostriamo in salotto, perché certe roba in studio, certe in salotto. Qua abbiamo altre scatole con altre console, PlayStation Vita, scatola, scusate, scatola 360, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Xbox One, Nintendo 64 e Super Nintendo, con questo il PC glorioso. Qua abbiamo pedaliera, scatolotto GameCube, scatolotto DS. Qua abbiamo una PSP, la Mini Neo Geo. Qua abbiamo la Collector di Farming, scatolotto Mega Drive 2, un'altra PSP, PlayStation 3, Wii, Xbox classica, Xbox One X, Switch normale, joystick dell'Xbox Gold Edition, la scatola dell'Nvidia 2080 e la PlayStation 5 dietro, la scatolotto, vabbè, ma quello non serve insomma a mostrarlo. Qua abbiamo la mitologica sedia che ogni tanto si muove, ogni tanto no, sono luci ferme, sono un po' a caso. Qua abbiamo la panoramica delle scatole, diciamo, la maggior parte sono vuote queste scatole. Qua andiamo al reparto PC principale, abbiamo periferica per Eurotrack, diciamo, vabbè, joystick, PC principale, su qua si muove, ecco, eccola qua, boh. PC principale, cloche, vabbè, mouse, tastiera, volante, sempre per volare, monitor. E adesso raga, però qua abbiamo diciamo, ecco, l'altra Portal
quella diciamo l'edizione normale, con le cuffiette anche. Qua monitor e tastiera e mouse del PC leggendario, nel senso quello che ho usato tantissimo, e ho fatto tutta la maggior parte dei video del canale sono proprio con questo appunto. E adesso dai, cominciamo con i video e mettiamoci anche i games, i videogame come dire. Ricordiamo, di videogiochi ne ho circa 2400, però io conto anche le versioni ovviamente digitali, perché comunque ragazzi non è che me ne hanno regalate, quindi non le posso far vedere, però ci sono. Andiamo con una bacheca importante, qua c'è proprio la storia come indiana. Apriamo un attimo. E ragazzi, la storia. Flight Simulator 2004, Flight Simulator X, Crysis 1, Grand Prix 4, Scudetto 2002-2003 che è qua, però non posso spostare tutto ragazzi perché sennò faccio cagate. Il primo Call of Duty, PC Calcio 7, qua ci sarà un video speciale. Civilization 5, per me è il capolavoro. Non parlo dell'ultimo perché per me è una cosa inguardabile. E 32esima America's Cup. Eccolo qua, qua abbiamo le schede grafiche, se non erro la 680, la 480 mi pare, vabbè. Cioè. Qua abbiamo un'altra PSP, PlayStation 4, PlayStation 3, quella è un'edizione l'ultima credo, non mi ricordo. Poi abbiamo un po' di Gran Turismo, il 4 e 5, no il 5 e il 6, non mi ricordo. Pare di sì, Resistance. Primo Resistance, qua devo fare un video breve perché questo è un gioco che ha proprio segnato la storia come indiana. Assassin's Creed 2, uno dei miei giochi preferiti. Poi abbiamo Africa e un gioco di treni giapponese molto molto figo. Se c'è la luce blu non si vede un cazzo, chiedo bene, ciao. Sapete che il Come deve fare i video così, con le luci che vaneggiano. Come proprio giochi significativi, non hanno un valore per forza economico i giochi, però se hanno un valore per me da un punto di vista proprio che mi dà bei ricordi, robe così, per me sono giochi da bacheca. Poi qua abbiamo PlayStation 2 col multitap, poi abbiamo per PlayStation 2 PS6, Gran Turismo 3, SmackDown, Here Comes the Pain, Underground 2, FIFA 98 Play 1, International Superstar Soccer Pro, Gran Turismo e Formula 1 97, con qua Civilization 2 per PlayStation 1 e appunto la PlayStation 1. Poi andiamo nel reparto sotterraneo con l'Xbox 360, la One X, poi abbiamo lo scudetto numero 2 per Xbox, la classica, GTA 5 versione 360 e Forza Motorsport il primo con anche Forza Motorsport qua con il joystick verde, ma questo con sto colore non si vede one cazzo. Vediamo un attimo, però volevo aspetta un attimo. Il telecomando, eccolo qua, chiudiamo un secondo, se no veramente non vediamo niente, eccolo qua, non è che si veda molto di più, ecco, vabbè, si vede poco ragazzi, vabbè, adesso facciamo così, ecco, comunque qua insomma avete già visto sta parte comunque qua proprio diciamo ho messo un po' di console diciamo in bella vista e dei giochi comunque importanti per il Cume, tutti qua, eccoli qua, cioè ragazzi devo dare anche una pulitina, pulisco sempre ma purtroppo con tanta roba è così, molto bene. In questa bacheca abbiamo Robocop 3 per Super Nintendo, Indiana Jones Super Nintendo, qua abbiamo Batman e Robin in versione proprio scatolata Super Nintendo, uno dei giochi forse dal valore più importante da un punto di vista economico come indiano, ma io me ne sbatto al cazzo, per me il valore è tutto di cuore e di passione. Bene, qua abbiamo Jurassic Park per Super Nintendo, sempre le cartucce tante senza scatola purtroppo, e qua chiudiamo con One Moment Please, eccoci qua, con le Tartarughe Ninja e Power Ranger sempre edizioni Super Nintendo. Mostriamo tutto anche in versione diciamo illuminata, eccoci qua, che adesso facciamo vedere tutto un po' veloce ragazzi perché ho tanta roba da mostrare, quindi anche le console, per esempio la PlayStation portatile, l'edizione anniversario è bellissima, si la porta però ho fatto tutto un po' così, le cose, certe cose comunque avete già visto, ho fatto un video apposito ecco su quella, quindi accontentatevi adesso della panoramica di aggiornamento perché ogni anno voglio aggiornare le collezioni per capire a che punto siamo. Altra panoramica importante con un'altra PlayStation 3, qua abbiamo un gioco con periferica, niente di che, però qua abbiamo una console con tipo 3000 giochi retro, PlayStation 2 edizione Silver, raga non posso smontare tutto perché sennò è un casino, ecco, la porta normale in scatola, caricatore,
canna da pesca per PlayStation 2, per Sega Bass Fishing, PlayStation 3 edizione limitata di base con i controller per giocare col quiz, NES mini, la Switch, questa è la versione OLED, la scatola perché è vuota però. Qua abbiamo un Nintendo DS in edizione speciale Red Edition, questo è un oggetto forse più importante, anzi il più importante della collezione perché in realtà non è mio ma è una persona, vabbè insomma è comunque una persona fondamentale, comunque importante e tutto, e quindi insomma ho il compito di tenerlo io. Ecco, ci sarà un video apposito per questa console, assolutamente. E poi abbiamo la Switch Lite, o Lite, l'edizione Gold Zelda. Poi abbiamo questo, vabbè, joystick per canna da pesca per il Dreamcast, fantastica, controller Wii, pistola Wii, PlayStation 4. E qua abbiamo sì, l'edizione di Metallica del, come si chiama, il Guitar Hero, bellissimo con la chitarrona, e te lo godi. Una specie di mini Commodore 64 e basta. E là un altro controller Wii, e qua abbiamo la panoramica, altra panoramica eccitante, afrodisiaca, come indiana. Qua entriamo in un'altra dimensione, la dimensione PlayStation 5, è messa qua, eccola qua, con Tomb Raider Remastered Edition, Deluxe Edition fantastica. Qua abbiamo un po' di giochi Play 5, Silent Hill, The House of Dead Remake o Remake, Alan Wake 2, Lollipop, gioco quello là della gnoccolona bionda con il ciupa ciupa, Marvel Spider-Man 2. E qua ho cambiato un po' qua questa parte diciamo dell'esposizione gaming come indiana. Allora, dietro qua abbiamo i giochi di Formula 1, abbiamo il 96, 98, 99, 2000, poi abbiamo i Tomb Raider, aspetta però, io ho sempre paura, sì dai si vede, poi qua abbiamo Crash 1 in Platinum Edition, Parappa the Rapper, gioco storico, Gran Turismo 2, Time Crisis, Tekken 1, The Lost of World, Felony, e qua da questa parte abbiamo Ispro 98, Soccer per Game Boy, qua però forse devo un attimo inventarmi qualcosa, un attimo solo. Qua abbiamo un po' di giochi per la Switch, Pokémon, Let's Go Pikachu, Mario Kart Deluxe 8, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. Wonder, Tetris, Game Boy, perché non voglio ragazzi spostare le robe, ho appena sistemato tutto, quindi voglio cercare di far vedere tutto così. Qua abbiamo International Superstar Soccer, tutto per Super Nintendo, Re Leone, International Superstar Deluxe, Grand Prix 64, Soccer l'abbiamo visto, poi abbiamo Super Mario 3D Star con Super Smash Bros. Ultimate, eccoli qua, perfetto. Poi abbiamo Luigi Mansion 2 e 3 di qua con anche One Moment, Donkey o Donkey, lascio sempre voi la scelta, Kong, Tropical Freeze e il ritorno anche. Ok raga, quindi ci siamo, scusate, ripeto, sarebbe più giusto tirar fuori tutto ma ho tanta roba, l'ho appena sistemata e sinceramente non ho voglia, quindi ecco, ho fatto vedere tutto. Ci sta, questa è diciamo un'altra parte. Qua ho messo tutta la parte Nintendo, tutto ben coperto, anche i giochi per SNES comunque hanno la copertura dopo fio e la polvere, cioè che si spolverano ogni secondo, è così. E qua una parte PlayStation di giochi comunque importanti e te li godi. Continuiamo senza sosta, qua abbiamo il Game Boy Color, qua abbiamo FIFA 97 scatolato, Nintendo 64, vabbè, GoldenEye, Super Mario Bros 2 e un controller Super Nintendo con chiaramente non ne ho tantissimi scatolati, Super Mario World, ok, poi abbiamo Metal Gear, Hook Game Boy, Batman Game Boy, Tartaruga Ninja Game Boy, il signor Fallout, qua abbiamo la buona scimmietta, la scimmietta 2 anche per Game Boy, classico con la cartuccia gialla, Power Ranger, Pokémon,
e dopo i tre Star Wars per Super Nintendo, Ritorno dello Jedi, L'Impero colpisce ancora e Super Star Wars. Quindi questa è un'altra buona parte come indiana. Scusate se faccio sempre fatica, ma tra schiena e tutto registrare, non spostando nulla, quindi cercando di far tutto così, le dura, le dura, poi sono anzianotto ormai. Qua abbiamo altra roba, Super Hockey per Super Nintendo, Winter Gold, Olympic Summer Game, questi scatolati, ancora la scimmia, Waterworld, gioco di Sin, ce l'ho in due versioni, c'è anche con la scatola, The Mask, Super Mario 64, poi abbiamo Rapid Race, no, Wii Race, sì, ciao, sto sparando cagate a nastro. Poi abbiamo il Principe di Persia, FIFA 64, NBA Live 97, Puzzle Bubble, Tetris 2, Batman il ritorno, scusate raga, Batman il ritorno che è qua, F1 pole position e Super Nintendo, eccolo qua, scusate ragazzi, boh, e ci siamo. Altra bella robina qua, Tomb Raider, The Last Revelation, Tomb Raider 5, poi per Dreamcast, vabbè qua abbiamo un capolavoro, Shimoon, Outrun 2, Virtua Striker 2, vabbè ciao, 3, scusate, poi Dreamcast, scusate, uno per Xbox, uno per Nintendo Cube. Sono in una posizione che va da ridere, NBA 2K, 2K primo, Virtual Athletic 2, 2K, sempre comunque per Dreamcast, Sega Bass Fishing, altro capolavoro, Virtua Striker 2 versione 2000 e Virtua Tennis. Poi abbiamo, scusate, panico, Assassin's Creed, Tom Clancy, Uncharted 3, 2, 1, Call of Duty 4 Modern Warfare, per me è il più bello, GTA 5, GTA 4, scusate, The Last of Us, Little Big Planet, Dante's Inferno e chiudiamo qua con un GTA 2, Game Boy Pocket, Home Alone 2, Home Alone 1, poi abbiamo un po' di PSP, Resistance, Gran Turismo, Rocky Balboa, Outrun e Star Wars The Clone Wars. Qua abbiamo Sega Saturn, Daytona USA, Virtua Fighter 2, Sega Rally Championship, Sega World Wild Soccer 97, ragazzi, pronuncia, che cume, mamma mia, un cume arrogantissimo. Poi abbiamo Mega Drive, World Cup Italia 90, World Cup USA 94, Michael Jackson Moonwalker, Dragon, la storia di Bruce Lee, e poi abbiamo le Olimpiadi di Barcellona, Barcellona 92 e Lillehammer, eccoli qua. Quindi questa è una delle mie zone preferite a livello di gaming, con giochi storici, fighi, incredibili, superlativi e fantasmagorici. Ci siamo spostati nella stanza Jolly con l'Alienware, che poi è vecchiotto, ormai però ancora se la cava. Questa è un'altra, diciamo, console, tra virgolette, retro con non so quanti mila giochi per due giocatori con il monitorino. E qua mini cabinato 1, anzi mini cabinato 1, mini cabinato 2. Scusate raga, altre due piccole dimenticanze con le colonne sonore di Rocky, anche quelle di James Bond, così chiudiamo il crossover con la collezione musicale. E qua abbiamo Hook per Super Nintendo, gioco che amo, quindi insieme a questo Game Boy Super Nintendo, e poi qua dietro GTA 1, Resident Evil e Dino Crisis o Dino Crisis. Come sempre, la scelta finale, spetta a voi. Scusate, piccole dimenticanze come viene. Raga, qui abbiamo altra robina, abbiamo un'edizione con joystick dorato di GoldenEye 007 per Nintendo Wii e abbiamo un po' di giochini, allora vediamo. Abbiamo Super Mario Galaxy, Wii Sports, Mario Power Tennis, Need for Speed Carbon, Super Mario Galaxy 2. Poi abbiamo New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. Per la Wii U, sempre per la Wii U Mario e Sonic ai giochi di Sochi 2014 e Mario e Sonic ai giochi olimpici Rio 2016. Poi per Nintendo GameCube ESPN International Winter Sport, X-Men The Original Game, X-Men Legend, Resident Evil, Wimbledon per Sega Mega Drive, Batman per Sega Mega Drive
NBA Jam, e per Switch 51 Worldwide Games, Bass Pro Shop The Strike Championship Edition, Disney Classic Game Collection e Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Raga, qua abbiamo un Nintendo Switch Sports e F1 2009 con volante per Wii, un'edizione particolare, molto carina anche se il gioco è un po' così, insomma, non è niente di devastante, poi giocare col volante è impossibile, è meglio il joypad. Qua abbiamo altra bella robina, abbiamo F1 2009, F1 Grand Prix, Dante's Inferno, Pro Cycling 2010, World Series of Poker. Quindi abbiamo un po' di PSP, poi andiamo con la Play 2, Gran Turismo 4, Silent Hill, God of War, The Sims 2, Smash Core Tennis Pro Tournament 2, Virtua Tennis 2, Pro Evolution Soccer 2, 3, Formula 1 2001, F1 Challenge, Canis Canem Edit, non so se questa non è la pronuncia, chiedo bene. Vabbè, comunque questo è un gioco molto iconico, diciamo. Eccolo qua, è molto bello anche, secondo me, scoperto in tardissima età. Spider-Man 2, Football Manager Campionato 2002, Football Manager 2003, FIFA 2001, Virtua Cop 2 per Sega Saturn, Sega Tournament Championship per Saturn, Resistance 2 e 3 e Five Night Champion, uno dei più bei giochi di box. Resistance 1 ovviamente non è qua, ma l'abbiamo visto prima. Andiamo avanti qua con i giochi che ho in entrata. Abbiamo Star Wars Episodio 3, La Vendetta dei Sith, qua abbiamo Xbox classica, 360 e Nintendo Cube. Poi abbiamo Bruce Lee, Quest of the Dragon, Dalla Russia con Amore, 007, Medal of Honor Frontline, World Series of Poker 2008, Table Tennis, gioco iconico per 360, me lo ricordo, mi piace tantissimo questo gioco qua. Poi abbiamo Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, Life for Dead 2, Day Off, un WWE, praticamente un gioco questo alla copertina ed è qualcosa di noi citanti di più. Poi abbiamo Batman Begins, sempre per GameCube. Qua andiamo con la Wii, un altro F1 2009, che ne ho due. Mario e Sonic a Londra 2012, Zombie U, Microsoft Train Simulator, un altro gioco iconico per PC questa volta, Virtua Cop 2 PC, Richard Barnes Rally, questo forse è il più bel gioco di rally mai realizzato, Need for Speed Underground 2, vabbè, questo non abbiamo certe presentazioni, ce l'abbiamo anche per PlayStation, F1 Challenge 99-2002, altro gioco storico, Outrun 2006 e The House of the Dead versione PC. Qua ancora PC, Harry Potter il Calice di Fuoco, Harry Potter il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter la Camera dei Segreti, Harry Potter la Pietra Filosofale, Harry Potter la Coppa del Mondo di Quidditch, Dino Crisis 2, Pro Evolution Soccer 3, Tennis Master Series. Poi qua abbiamo il mio primo aggiornamento preso add-ons per Flight Simulator X, Venice, Total Club Manager 2005 e Star Wars Heritage Pack edizione Switch. Ok, qua cominciano le big boss. Scusate un attimo. Alexa, accendi il corridoio. Ok. Ecco, così abbiamo anche la versione orange. Scudetto 2, Scudetto 3, Grand Prix 2, e qua abbiamo l'iconicità per eccellenza, questo è un manuale di PC Calcio. Qua abbiamo ancora Big Box, Grand Prix 2, Cycling Manager il primo per PC, UEFA Champions League, anche questo iconico, iconicità devastante con Gianluca Vialli, grande Gianluca. Qua abbiamo un po', aspetta un attimo, scusate. Eccoci qua, abbiamo dei giochi per PS Vita, Assassin's Creed e Uncharted. Qua torniamo col Saturn, Euro 96, Worms, Ayrton Senna, Monaco GP, eccolo qua. Ritorno al futuro 3, Sonic, Tasmania e Indiana Jones per PSP. Anche questo abbastanza iconico. Poi andiamo in giù con, GTA Vice City, GTA San Andreas, Pro Evolution Soccer il primo, Metal Gear Solid 4, Fallout 3, Spider-Man 2, qua passiamo a PSP, abbiamo fatto Play 2, Play 3, adesso PSP, Spider-Man 2, Silent Hill Origins, GTA Liberty City Stories, Tekken, Assassin's Creed e Michael Jackson The Experience. Qua sempre in basso abbiamo Formula 1 Championship Edition, qua ci sarà un video a breve, uno di Formula 1 più belli sinceramente, Top Spin 4, Red Dead Redemption, Game of the Year, Mario Kart 7, qua passiamo al 3DS, Luigi Mansion 2, Luigi Mansion, Mario Sonic Giochi Olimpici 2016, Ultimate Spider-Man X-Men, qua siamo su Game Boy Advance. Qua abbiamo per Game Boy Color Pro
99 è un gioco dell'NBA. Molto bene, scusate. Ecco. Poi andiamo avanti, PlayStation 1, International Track Field 2, Sydney 2000, Space Jam, Tocca Turning Card, Total NBA 97, questa è l'edizione, diciamo, con la palla da basket in copertina, diciamo, tra virgolette, Spider-Man 2, Pandemonium, This is Football e Disney Atlantis. E qua abbiamo questi. Andiamo un po' più in alto con Fisherman's Bite, Time Shock, beh questo però Fisherman's Bite, bellissimo, quanto l'ho giocato questo, mamma mia. Rapid Racer, no Wave Race, Batman Gotham City Racer, i Puffi, Grande Fratello, VIP, questo è il gioco con la gnoccolona di Pamelona, perché sono anche un po' giochi trash che comunque per Play non mi piacciono troppo, Celebrity Deathmatch e Xena Warrior Princess, questo proprio qua, proprio parliamo della trashata più assurda. Poi abbiamo Oddworld, Driver o Driver, lascio sempre la scelta o Driver o Driver, 007 Racing, X Pro Evolution 2, Vurelli, Croc 2, UEFA Champions League abbiamo la 98-99 e la 99-2000. Qua abbiamo Rocky Legend, tutti i Guitar Hero possibili, GTA 3 e Sega Bass Fishing Duel. Questo è il gioco con la canna da pesca vista in precedenza, bellissimo, uno dei più bei giochi di pesca mai realizzati, a mio modestissimo parere. Vari panoramica con i giochi. Qua abbiamo fatto come si dice, l'ingresso. Abbiamo qua e qua. Eccoci. Qua cominciamo con un joystick. Qua panoramica veloce, ma adesso andiamo nel dettaglio. Qua abbiamo l'Xbox Series X. Qua abbiamo un'altra panoramica veloce. PlayStation 3, Xbox 360. E qua raga abbiamo la zona computer retro, diciamo, con XP. Eccolo qua, con PlayStation 3 Alice Madness Returns, in un inglese perfetto, questo è un gioco iconico, non semplicissimo da trovare, deve rimanere così. Qua abbiamo delle big box, FIFA 2000, FF1 Manager, Grand Prix prima edizione, NHL 2000 e FIFA 98. Qua abbiamo giochi veramente storici e qua abbiamo il PC retro, eccolo qua, con 2 joypad anche, perfetto, molto bene, molto molto bene. Questa è un'altra, diciamo, postazione, tra virgolette retro, più sicuramente non sono console di questa generazione, però ecco, diciamo, PlayStation 3 Xbox 360 non sono iper vecchie, i PC diciamo di sì, perché comunque gioco a giochi anche dei primi anni 2000 e fine anni 90. Qua raga abbiamo forse la postazione più figa, abbiamo non un tubo catodico perché non è possibile, ma abbiamo un Acos di Sharp dei primi anni 2000 con Sega Saturn, Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive 2, Wii, Xbox classica, PlayStation 2 che la uso anche da PlayStation 1 per comodità e GameCube. E qua abbiamo tutti cavi, fili, roba, joypad che switcho in base, insomma, a cosa gioco. E questo è un altro switchone che switcho da una porta all'altra. Eccoci qua. Questa è una delle postazioni dove il Cume se la gode di più. Aspetta un attimo però. Ho acceso anche la lucetta di Lego, che è più figo. E dicevo, questa proprio me la godo al massimo. Scusate se non posso, sono sempre svegliato perché sto dividendo il video in 3 parti. La prima di ieri, questa è la seconda e poi stasera la terza. Questa è proprio la postazione che mi godo di più. Mi piacerebbe averla in studio, ma non ce la fo per quanto riguarda lo spazio. Lo spazio è poco, raga. Ci vogliono 5 case. E niente, quindi questa è la seconda parte, nella terza parte ci godiamo i giochi che sono qua, eccoli, e di qua. Chiaramente ragazzi uno può dire già, però sicuramente non sono 2000 giochi scatolati, certo, ne ho di più in digitale, probabilmente sicuramente. Raga, iniziamo con l'ultima parte dei giochi cumendiani, però partiamo da un gadget. Questo è per giocare con le cartucce del Game Boy col Super Nintendo. Molto molto bello. Si vede anche a colori, diciamo. E partiamo qua con l'Xbox
Serie X. Abbiamo Resident Evil. Eccolo qua. Molto bello, appropriato. Scusate un attimo. Eccoci qua, scusate, poi abbiamo MotoGP 24, Farming Simulator 25, Indiana Jones, questo gran gioco, assolutamente, ce l'ho anche per PC, F1 24, NBA 2K 25, ovviamente si dice così, Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Jedi Survivor, scusate, Fly Simulator, questo è il 20, ce l'abbiamo anche in versione Xbox, F1 Manager 23, The Lord of the Ring Gollum, gioco strepitoso, Assassin's Creed Black Flag, Tom Clancy The Division, Creed Championship, Rise Soon of Rome. E qua chiudiamo con Xbox One e Serie X. Qua abbiamo F1 2013, Classic Edition, Halo 3, UEFA Champions League 2006-2007, F1, FIFA 2006, World Cup, Mondiale 2014, Call of Duty Black Ops 2, Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 4, Tony Hawk's, qua parliamo di Xbox classica, però dopo la 360, GTA 3, FIFA Street, NHL 2K3, Madden 2005, Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball, Fable, SSX3, Top Spin, il primo, questo merita una mini menzione, grande la serie Top Spin, che anche questa è crollata, come quasi tutte le serie di videogiochi, vaffanculo. Splinter Cell, James Bond 007, Spider-Man 2 e FIFA 2004. Abbiamo altri giochi per 360, abbiamo Rapala, Madden 12 e WWE 14, che abbiamo un gioco invece così, solo da collezione di Batman. Molto bene. Andiamo avanti, abbiamo reparto PC con Roland Garros 2001 in Big Box e Aces Hyped, perché così si dice ragazzi, Aces Hyped. Fantastico. Poi qua abbiamo Magic the Gathering, una versione PC penso di un'espansione. E qua abbiamo Scudetto, la stagione 99-2000. Qua abbiamo un po' di giochi delle Olimpiadi, sempre per PC, Salt Lake City 2002, Beijing 2008, Vancouver 2010, London 2012. Sega GT, Empire Total War, Shogun Total War, Tramonto dei Samurai, Rome 2, MotoGP, qua è tutto PC, Jurassic Park dei Game, Pirati dei Caraibi, Sony 3D, Virtua Fighter, Napoleon, Rome, Halo, Combat Flight Simulator 3, Euro Truck Simulator 2, F1 2002, Tom Clancy, Driver o Driver 3, Sega Marine Fishing, Mafia, Pro Evolution Soccer 6, Pro Evolution Soccer 5, Pro Evolution Soccer 4, Spider-Man, UEFA Champions League stagione 2001-2002, GTA 4, Fable, The Lost Chapter, Mafia 2, che sono edizioni un po' più cazzute, tipo Collector, Mass Effect 2, Football Manager 2024, che speriamo non sia l'ultimo, Doom 3 e Civilization 4, anche questa è un'edizione Big Box, tra virgolette, anche se non è una Big Box perché le vere Big Box sono queste, ecco, però queste qua dai sono carine, Civilization, Mass Effect e Mafia, te le godi abbastanza, molto bene. Qua abbiamo reparto PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5, Devil May Cry 4, una Steelbook, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Revelation, Harry Potter Ordine della Fenice, Harry Potter Il Principe Mezzo Sangue, Doni della Morte, God of War Collection, Lollipop Chainsaw, PES 2008, FIFA 2008, NBA, NHL 7, Segarelli, Wolverine, Le Origini, Uncharted 4, WWE 15, MotoGP 15, Step, lascio sempre quella scelta, Medieval, The Last of Us, sì, ciao, scusate raga, The Last of Us, Gran Turismo Sport, FIFA 17, UFC 2, F1 16, Call of Duty, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Syndicate, Driver Club, NBA 16, Valentino Rossi The Game, Assassin's Creed Unity, Shenmue 1 e 2, Shenmue 3, Assassin's Creed, ok, scusate, Metal Gear, la Collector, quello 1, insomma Metal Gear 1 Collector, Master Collector, Collection, Assassin's Creed Valhalla, NBA 24, Ratchet Clank, Miles Morales, Spider-Man, Motorstorm, Aze o Ace, Mondiali FIFA Sudafrica 2010, The Crew e Fallout 76. E questa diciamo è la parte
con Xbox One, Xbox serie X 360, PC e PlayStation 3, 4 e 5, insomma. Diciamo che soprattutto nelle ultime generazioni per spazio, dopo comprarmi la casa, è chiaro che prendevo tanto in digitale. E qua ragazzi, avevo l'ultima zona, sono distrutto. Quando faccio video sui videogiochi so pace. O comunque video così anche con i film, con la musica. Vabbè, qua abbiamo SmackDown, Shoot Your Mouth, Top Gun, Sega Classic Collection, Atari 2004, Atari 2006, Killzone, Fight Night Round 2, Evolution Social 4 e 5, Gran Turismo Tokyo e Ginevra, Formula 1 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Smash Co-Tennis Pro Tournament 1, UEFA 2004, MotoGP 3, Champions League 2004-2005, FIFA Football 2002, 2003 e 2006. Ok, qua abbiamo un po' di giochi per PlayStation 1, Tekken 2, Croc, Disney Hercules, Tarzan, Toy Story 2, Monaco Grand Prix, Inspector Gadget, Olympic Game. Qua abbiamo questi che purtroppo sono originali ma ho rotto le custodie. Abbiamo Nagano Winter Olympics 98 che non lo voglio dire perché vabbè qua è stata l'NBA 97 comunque in edizione normale, NBA Live 99, questo a basso costo devo ricomprarli, Premier Manager 99 e Crazy Taxi però in versione Dreamcast giapponese, ce l'ho solo per collezione, me l'hanno regalato quando ho fatto un po' di acquisti a Verona. Ok, poi qua abbiamo Olympic Soccer, Disney Grossi Guai alle Hawaii, Monster & Co, Peter Pan, Snow Racer 98, Railroad Tycoon 2, Midnight in Vegas, NBA Live 2003, Moto Racer World Tour, Porsche Challenge, Actua Soccer, Formula 1 2001, Races, proprio così, Races, così. Scusate, il panico regna sovrano. Qua abbiamo un po' di Game Boy, Vegas, NBA 96, FIFA 98, Pocket, Side Pocket, F1 Pole Position, Aladdin, Super Mario Bros, però questo è per il color, sempre per il color dinosauri, Toy Story, International Superstar Soccer Pro, Road Rush, proprio bello, bellissimo, Tennis, proprio così, e Soccer, questo in versione non scatolata, ne ho due, molto bene. Andiamo avanti, se no il video diventa lunghissimo. Call of Duty Black Ops, qua tutto PC, Modern Warfare 2, FIFA 13, PES 13, Fallout New Vegas, la Noir, Watch Dogs, Skyrim. Qua abbiamo un po' di PlayStation portatile con Real Fishing, Virtua Tennis 3, Pro Evolution Soccer 6, UEFA Champions League 2006-2007. Qua abbiamo per Advance i Fantastici 4. Qua abbiamo, vediamo un attimo, un po' di giochi qua per l'Advance. WWE, Sonic, la scimmietta pazza, vediamo, certo non li capisco, sti cacchio qua, ok, scusate, e poi abbiamo per DS, Grease, nei mondiali 2006, gioco di biliardo, FIFA Street 2, Yoshi, Mario Slam Basketball, Super Mario DS, Star Wars 2 e Star Wars 1. Poi abbiamo Nemo e Dragon Ball. Ok. Qua poi abbiamo International Track Field, Color. 90° minuto Total Soccer 2002 e Subbuteo per DS. Poi abbiamo ancora PSP, i Simpson, il videogioco, Pro Evolution Soccer 5, MotoGP, The Sims 2, SmackDown vs. Raw 2006, Virtua Tennis, Iron Man. Qua abbiamo PC, Farming 2013, Train Simulator 2012, Saints 3, Bioshock 2 o Bioshock, Pro Evolution Soccer 2014 e Agricultural Simulator 2012. Andiamo avanti con altri giochi, abbiamo FIFA Football 2004, il 2005, il 2006, l'11, 12, 13, 14, no scusami, 15 e 2.13 perché non è in Steelbook, Far Cry 2, Far Cry 3, F1 2010, 2011, Pro Cycling 2012, 11, avevo messo un po' la cazzo, 10, 11, 12, 2009, Giro d'Italia, Pro Cycling Manager, Company of Heroes 2, The Sims 3, 4, anno 1904, anno 2070, Patrician 3,
R-Factor, Test Drive, Ski Region Simulator, Tropico, Wheels of Steel, Convoy, vabbè, un gioco di camion, Fritz 6, Crysis 2, Crysis 3, Bad Company 2, Battlefield 3, Superbike 2011, MotoGP 13, Need for Speed Hot Pursuit 2, uno dei primi giochi per PC che ho preso, diciamo, un po' più seriamente, VRC e Pro Evolution Soccer 2011. Qua abbiamo l'ultima parte, abbiamo GTA 5 in edizione PC Collector, mi pare sia Collector, poi non so se è Collector Deluxe, Alan Wake, perché lui è il famosissimo Alan Wake, per gli amici Alan Wake, un po' impolverati anche. E qua abbiamo tanta bella robina finale. Per chiudere abbiamo Guitar Hero World Tour, Alpine Ski Racing 2007 storia, poi tutti i Football Manager 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Manca il 10, 11, 12, 13, 14, cazzo manca il 10, lo devo assolutamente comprare perché non ce l'ho proprio il 10, porca miseria, non ce l'ho scatolato il 10, male ragazzi, male. Poi abbiamo Scudetto 2003-2004, 2002-2003, bacheca iniziale, 2001-2002, 2000-2001, Civilization 3, Civilization 3 Play the World, Ski Park Manager, ce l'ho in 2 versioni, gioco bellissimo, Assassin's Creed 3, il Brotherhood, New York Bus di Simulation, Mass Effect 3, Total Club Manager 2004, un po' di espansioni di The Sims. Ok, qua abbiamo... Aspetta un attimo. Andiamo a chiudere questi giochi per PC e PlayStation 2. SimCity, Dir 3, Dir 2, Tom Clancy and War, Ski Racing 2005, Metro Last Light e Toka Race Drive. Qua sempre PC, Pro Pinball Time Shock, che ce l'ho anche per PlayStation 1, un gioco storico, uno dei più bei giochi di flipper della storia. Batman Arkham City, 007 Legend, NBA 2012, Dead Space. Cambiamo un po' di PSP. Football Manager 2007, 2010, perché ce l'ho in versione PSP, ok. Army of Two, Pro Evolution Soccer 11, Harry Potter, Pro Evolution 6 e Smash Code Tennis 3. E qua chiudiamo con PlayStation 2, Fiori Socco, Final Fantasy 10, Roland Garros, The Sims, scusate, mi è partita la mano, Harry Potter, NHL 2006, Gran Turismo 4, International Superstar, NBA Live 2003, Toka Race Drive, Vorelli 3, Playboy Dimension, WWE Hero 2006, Total Club Manager 2005, Pro Evolution Soccer Manager, James Bond 007, Colin McCreary, SmackDown vs Raw, ESPN Basketball, golf, pesca, ma sempre Bass Masters Fishing, un po' di giochi di base, Midnight Club, Madden 06, Age of Empires 2, Akira Psycho Ball, un gioco di pugilato, di flipper orrendo, Scudetto Championship Manager 5, Football Manager 2004, Total Club Manager 2004, eSport Rugby 08, End 1 Streetball, FIFA 07, Coppa del Mondo 2002, FIFA 06, AC Milan Total Club, Tiger Woods, PGA Tour 2005. Chiudiamo con i giochi Mega Drive e Super Nintendo nella zona Disney con Pinocchio, Toy Story, Aladdin e basta. Ok, eccoli qua. Perfetto. Niente raga, abbiamo finito sto video eterno, spero, sì, teoricamente ho mostrato tutto, torniamo nella nostra zona retro gaming, dai, alla fine rispetto all'ultimo video della collezione videogiochi abbiamo fatto un salto devastante, proprio su tutto, da un punto di vista console, non lasciamo perdere non so quante, da un punto di vista giochi, anche perché è vero che ne ho tanti in edizione, diciamo non fisica, digitale, perché è stato un periodo proprio quando, negli ultimi diciamo 7-8 anni a casa dei miei, era impossibile comprarli perché non ci stava più niente, però dai, sto recuperando. Io ripeto, in totale ne ho un 2400, è chiaro che quelli scatolati sono di meno, però sono tutti quelli, diciamo, della mia infanzia e quelli che ci tengo di più, non hanno per forza un valore economico, ma un valore affettivo. Qua ci siamo dimenticati anche il joystick, un'edizione Zelda, non è proprio l'edizione Zelda, ma simile, per Switch. E qua abbiamo la Switch. Cavolo, Xbox Serie X, Switch, l'edizione Mario OLED. Raga, ci salutiamo così, dalla stanza del potere, collezione comandiana, videogiochi, console, gadget, periferiche. Ciao!